Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Violenza di gruppo a Catania, dove una tredicenne è stata stuprata da 7 giovani di origine egiziana all'interno della Villa Bellini. La vittima si trovava in compagnia del fidanzato 17enne, costretto a guardare inerme la scena. I 7, 4 maggiorenni e 3 minorenni sono stati identificati e arrestati. E proprio su questa drammatica vicenda si è espressa anche Giorgia Meloni in visita a Catania per impegni istituzionali. Esprimo la mia solidarietà a lei, lo Stato c'è e garantirà che sia fatta giustizia, le parole della Premier. Il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli si è espresso a proposito del ritorno delle elezioni nelle province in Sicilia, dove da mesi è in discussione il tema alla regione. Il ministro ha sottolineato come in questo caso prevalga l'autonomia regionale. A Messina un ragazzo di 12 anni è stato ferito all'addome da un tredicenne che gli ha inferto una coltellata. Fortunatamente il taglio non ha causato gravi conseguenze. Il dodicenne è infatti stato medicato in ospedale e poi dimesso. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole su quasi tutta la regione, nuvole sparse nel trapanese e nel messinese, temperature in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti, arrivederci.